Porto Torres per parlare ancora una volta di quest'opera dedicata ad Andrea Parodi, che oramai è sulla bocca di tutti, opera che verrà posizionata proprio sul litorale di Balai il 30 luglio. Siamo con lo scultore dell'opera, Cinzia Porcheddu, opera che vuole ricordare Andrea Parodi, ma non nelle sue fattezze fisiche, c'è qualcosa di più, ma soprattutto dietro c'è un progetto interessantissimo nato tempo fa oramai da Domenico Bazzoni di Porto Torres, che voleva a tutti i costi dedicare questa scultura ad Andrea Parodi, però poi da lì ne è nato un progetto bellissimo di partecipazione attiva. Raccontiamo un po' l'iter all'inizio proprio. All'inizio, in pratica quest'opera è stata ideata nel 2009 per un concorso che poi è stato annullato, e quindi a me è rimasto questo progetto e tutto lo studio della vita di Andrea Parodi che mi è servito proprio per riuscire a raccontare tutta la sua vita e tutto quello che lo rappresenta in un'unica opera. E come fai? E ho fatto così, ho studiato tantissimo e poi alla fine tutte le cose che ho trovato ho letto una frase che diceva: Andrea Parodi è nato dal mare e scenderà come pioggia dal cielo, arriverà dal mare trasportato dal vento e dai suoni. La parola suoni ha ispirato il titolo dell'opera, che in sardo suoni si dice sonos, che è una parola simmetrica, quindi molto bella anche a livello grafico. Sonos, come si fa a rappresentare i suoni? Come si fa? Come si fa? Attraverso le note musicali. Quindi sono partita da una nota musicale e però ho voluto prendere anche alcuni aspetti molto importanti della sua vita che sono legati al mare, no? Andrea Parodi ha portato la nostra cultura fuori dalla Sardegna, per uscire dalla Sardegna bisogna comunque utilizzare dei mezzi come delle barche, e quindi ho voluto fare ancora una volta un riferimento alla nostra cultura, che sono le barchette nuragiche. Quindi questa nota musicale si è trasformata in una barca. E poi un altro aspetto particolare che insiste molto nei racconti di Luca Parodi, del figlio, sono le sue avventure in mare di pesca subacquea a livelli estremi, ma proprio senza paura di niente. Noi diciamo il fidiaddu, perché veramente sfidava situazioni a rischio. E quindi ho voluto la parte alta della scultura rappresentare proprio la coda di un pesce, qualcuno ci ha visto una sirena, qualcuno balene. Ovviamente mentre Cinzia parla l'opera non ve la facciamo vedere perché vogliamo che sia una sorpresa per tutti, per tutta la cittadinanza, anche se molti hanno potuto già vedere qualcosina. Perché? Perché la particolarità di questo progetto, che dura da mesi, questa è solo la parte dello studio, dell'ideazione, poi c'è la parte della lavorazione. Ecco, Cinzia ha voluto che ogni cittadino di Porto Torres potesse dare il suo contributo. Come? Quindi chiunque era libero di venire qua e poter dare un piccolo contributo. Come? Allora, proprio un contributo fisico, nel senso che io facevo dei tagli e chi veniva poteva staccare dei pezzi dalla scultura e portarli via e dire: io ho lavorato alla scultura di Andrea Parodi, perché il nostro obiettivo, quello mio e di Domenico, era veramente che tutti, anche di Luca, che tutti potessero essere, che quest'opera fosse di tutti, perché comunque Andrea Parodi ha riempito la vita di tutti, sì. Non perché noi ci fermiamo a Porto Torres, ma perché chiunque, anche non sono venuti solo da Porto Torres per poter anche da Guspini. Anche da Guspini, sì. Addirittura da Guspini. Sì. E allora, per poter far sì che quest'opera fosse di tutti, oltre questo tipo di azioni durante la lavorazione, adesso si vuole che sia la cittadinanza a retribuire quest'opera, non un'istituzione, sarebbe troppo semplice. L'opera deve essere di tutti in tutti i sensi, ed ecco che allora Domenico Bazzoni insieme a Luca Parodi ha voluto organizzare questa serata il 30 e 31 luglio a Porto Torres, di musica ovviamente, il 31 con un concerto dei Tazenda e dei Bertas, il 30 con tanti artisti coinvolti, proprio perché il pubblico, mentre si intrattiene, possa dare un piccolo contributo economico a quest'opera, ognuno quello che gli va, chi 1 euro, chi 10 euro, chi 100, e così proprio in questo modo l'opera potrà essere davvero di tutti. Sì, sarà di tutti, perché chiunque, sia tagliando un pezzo di pietra, che mettendo un'offerta, che anche offrendo le pietre, perché il basalto è stato fatto dalla ditta Il Basalto, mentre il marmo di Orosei è stato offerto da Scancella e Bonfigli di Orosei. E soprattutto lo spazio dove io ho lavorato, perché Marmo.it mi ha dato la possibilità veramente di realizzare
serenamente questo lavoro con uno spazio dove io ho potuto lavorare per 4 mesi e ancora oggi abbiamo occupato i loro spazi con dei mezzi enormi e anche il loro tempo, perché comunque hanno dato un Sì, perché ricordiamo che la scultura nasce da un blocco unico enorme di marmo di Orosei. Era un blocco unico, non c'era niente, tu hai scavato, dopo vari bozzetti ovviamente, per riuscire a realizzare l'opera che io ho visto effettivamente, ma che voi vedrete ufficialmente il 30 luglio. Esatto, sì, quindi tutto il passaggio che chi ha potuto osservarlo venendo qua ha visto un po' come si è svolto il lavoro. E allora dai, mi sembra che abbiamo detto tutto, abbiamo anche ringraziato ovviamente le persone che hanno collaborato, amministrazione compresa, e adesso dovete fare voi. 30 luglio, Porto Torres, proprio sul litorale di Balai verrà posizionata la statua e poi tutti su al Parco Chico Mendes per questo grande concerto. Grazie Cinzia, ci vediamo il 30 luglio. Grazie a te, al 30 luglio.